Gioele capitolo 2 dal verso 18 fino al verso 29. Alleluia. Dio sia lodato. Amen. Grazie per essere alzati in piedi. Gloria al Signore. Così leggiamo: il Signore ha approvato gelosia per il suo paese e ha avuto pietà del suo popolo. Il Signore ha risposto e ha detto al suo popolo: ecco, io vi manderò grano, vino, olio, e voi ne sarete saziati. E non vi esporrò più all'infamia tra le nazioni, allontanerò da voi il nemico che viene dal settentrione, lo respingerò verso una terra arida e desolata, la sua avanguardia verso il mare orientale, la sua retroguardia verso il mare occidentale. La sua infezione salirà, aumenterà il suo fetore, perché ha fatto cose grandi. Non temere, o terra del paese, gioisci, rallegrati, perché il Signore ha fatto cose grandi. Non temete, o animali selvatici, perché i pascoli del deserto rinverdiscono, perché gli alberi portano il loro frutto, il fico e la vite producono abbondantemente. Voi figli di Sion, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera, come prima. Le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino e d'olio. Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla locusta e dal bruco, il grande esercito che avevo mandato contro di voi. Mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore vostro Dio, che avrà operato per voi meraviglie, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore vostro Dio e non ce n'è nessun altro. E il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. E dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi. Gloria al Signore. Noi vogliamo che i nostri figli e le nostre figlie profetizzino. Vogliamo che i nostri vecchi facciano dei sogni. E vogliamo che i giovani possano avere delle visioni. Tutto questo lo può fare il Signore, per mezzo del suo Spirito che Egli vuole spandere su ogni persona. Amen. Sono promesse di benedizione quelle che abbiamo lette, affidate a questo profeta Gioele, il cui significato è il nome Dio è il Signore. E leggiamo, abbiamo letto: il Signore ha provato gelosia per il suo paese, ha avuto pietà del suo popolo, un popolo che lo ha più volte rinnegato, un popolo che più volte non ha apprezzato di avere Dio come proprio Dio, di avere l'unico Dio come proprio Dio. È un popolo che tante volte ha tradito Dio, tante volte è venuto meno, e il Signore ha dovuto, riprendere il suo popolo tante volte, facendogli anche vivere momenti dolorosi, ma anche nei momenti dolorosi il Signore ha manifestato sempre la sua grazia, la sua misericordia per tutti coloro che si rivolgevano a Lui, che tornavano a Lui. Sono promesse di benedizione: ecco, io vi manderò grano, vino e olio, cose che sono venute a mancare nel popolo di Dio. Già quando vediamo il grano, il vino, l'olio, credo siano figure a noi, in qualche modo ci ricordano il grano, il pane, vero? E Cristo è il pane.
che è sceso dal cielo. Il vino ci ricorda il sangue di Gesù, il suo sacrificio, e l'olio, lo Spirito Santo. Ecco, io vi manderò grano, vino, olio. Di questo abbiamo bisogno ancora oggi, della sua preziosa presenza in mezzo a noi. Alleluia, io non vi esporrò più all'infamia tra le nazioni, allontanerò da voi il nemico che viene dal settentrione. Certo, il Signore aveva fatto in modo che il nemico potesse in qualche modo prevalere, no? Sul suo popolo, per scuotere il suo popolo, per farlo ritornare nella sua grazia, a intercedere il Signore, a gridare a Dio. Dopo questo periodo, diciamo che poi il popolo è tornato in qualche modo, anche un residuo, no? Non interamente tutto, ma un residuo del popolo di Dio è tornato a cercare il Signore. Ma Dio vuole consolare il suo popolo profetizzando, questo profeta Gioele che parla alla nazione di Israele, al popolo di Dio, dice: ci sarà un giorno dove conoscerete che io sono in mezzo a Israele. Non il Dio che è nel Tempio. A me non sono nel Tempio, ma io sono in mezzo a Israele. E questa è una grossa realtà che cambia lo stato delle cose, vero? La conoscenza che si ha di Dio. Alleluia, verrà un tempo, e questo è il tempo che noi stiamo vivendo, no? È il tempo nel quale Dio ha mandato il suo figliuolo, la conoscenza di Dio per mezzo dello Spirito del Signore è possibile viverla per ogni uomo. La conoscenza di Dio non è più delegata ai profeti, ai sacerdoti, agli uomini di Dio, no? Ma tutti noi possiamo essere uomini di Dio, donne di Dio, persone che appartengono a Dio, che hanno dato il proprio cuore a Dio. Perché? Perché conoscerete che io sono in mezzo a Israele. Egli vive in mezzo a noi. Amen? Ma per mezzo dello Spirito Santo che Egli ha promesso, Egli vive non solo in mezzo a noi, ma anche dentro di noi. E c'è questa meravigliosa promessa che è per noi ancora oggi valida. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio Spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio Spirito. Ed è un versetto che poi è stato ripreso nel Nuovo Testamento, nel giorno di Pentecoste, dall'Apostolo Pietro. Vogliamo leggere Atti capitolo 2. Quando dopo la risurrezione di Cristo lo Spirito Santo scende dal cielo, scende su quei 120 che erano riuniti in preghiera su un alto solaio e stavano pregando il Signore. Atti capitolo 2. E fu un giorno stabilito, il giorno della Pentecoste. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Amen? Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei?
Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti stupivano ed erano perplessi, chiedendosi l'un l'altro che cosa significasse questo. Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Ma Pietro, levatosi in piedi con gli 11, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la 3ª ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. I versetti che abbiamo letto. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescenza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Infatti Davide dice di lui: io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché Egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la mia lingua ha giubilato e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita. Tu mi riempirai di gioia con la tua presenza. Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato. Di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Davide infatti non è salito in cielo, eppure egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Amen? È meraviglioso, è la storia della Chiesa, che inizia proprio in questo momento. Cristo è asceso, i discepoli erano riuniti in preghiera,
e la fedeltà di Dio non si è fatta attendere. Quello che Gesù aveva promesso è stato mantenuto. Gesù aveva promesso lo Spirito Santo, hanno ricevuto lo Spirito Santo. E io voglio dire, abbiamo ricevuto anche noi lo Spirito Santo. Amen. Alleluia. Hanno parlato in lingue. Anche noi possiamo parlare in lingue. È lo Spirito Santo che ci dà modo di parlare in lingue che noi non conosciamo. Ma quando parliamo in lingue parliamo delle cose grandi di Dio. Amen? Questa manifestazione, la prima manifestazione dello Spirito Santo per la Chiesa, è stata vista da quelli che non avevano creduto nel Signore. Avevano udito questo vento impetuoso, li sentivano parlare nelle loro lingue natie, erano tutti stranieri, ed i discepoli parlavano le loro lingue. Quindi chi veniva dalla Libia cirenaica, chi dall'Arabia, chi dall'Egitto, ognuno con la propria lingua, erano tutti stranieri, ma i discepoli, quelli che avevano ricevuto lo Spirito Santo, glorificavano Dio nelle loro lingue. Capivano, udivano che si stava glorificando Dio. Questo ci fa comprendere come il Signore ci dà la sua potenza, ci dà lo Spirito Santo affinché noi possiamo essere testimoni. Noi possiamo diffondere la gloria di Dio e gli altri possano udire, amen, che delle persone stanno glorificando Dio in un modo straordinario mai visto prima. Amen. Alleluia. Tutto questo non è cambiato. Ancora noi siamo quelli che portano avanti quello che la prima Chiesa ha vissuto in questa esperienza della Pentecoste. Per questo non vogliamo smettere di dichiararci pentecostali, non dobbiamo smettere di incoraggiarci a cercare il battesimo nello Spirito Santo, perché è una straordinaria potenza. Vedete cosa ha fatto, come ha reagito Pietro? Di fronte a tutti quelli che li deridevano, sono ubriachi, si alza. Ma chi che lo fa alzare? È lo Spirito Santo che lo aveva appena battezzato. Amen. Questa forza dice, ma io devo spiegare. Quando sei battezzato nello Spirito Santo non è che parli solo in lingue, dicevi forza interiore, forza che ti fa dire io devo parlare di Gesù, non posso stare zitto. È quello che è successo a Pietro, e si mise a parlare, a predicare quello che abbiamo letto. Non siamo ubriachi, no, è ancora presto, è mattina, chi beve vino a quest'ora? Ma quello che voi avete visto è quello che il profeta Gioele ha scritto, i versetti che abbiamo letto all'inizio. E avverrà che negli ultimi giorni io spanderò il mio spirito, dice il Signore, su ogni persona. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito del Signore, amen. Stiamo parlando in altre lingue, come lo Spirito ci dà da parlare. E predica, gloria al Signore, parla di Gesù, dice che voi avete crocifisso, ma che Dio ha risuscitato, amen. Fa riferimento a Davide, e Davide profeticamente vede la risurrezione di Cristo, quando dice tu non lascerai il tuo servo nel soggiorno dei morti, non farai in modo che si decomponga, perché vede la risurrezione di Cristo, amen. E gli altri che lo ascoltavano, lo hanno ascoltato, e conseguenza di questa predicazione fu che si convertirono delle persone. 3.000 persone circa accettavano il Signore, furono toccati dalla manifestazione dello Spirito Santo e da questa spiegazione dell'Apostolo Pietro. Gloria a Dio. Ancora oggi le persone devono essere toccate dalla manifestazione dello Spirito Santo che tocca i cuori, e dall'annuncio della parola di Dio guidata dallo Spirito Santo. È il Signore che fa l'opera, ma noi vogliamo pregare il Signore affinché veramente possiamo realizzare il battesimo nello Spirito Santo, che non vuol dire essere uomini migliori,
donne migliori, no. Vuol dire essere uomini arresi alla volontà dello Spirito del Signore. Vuol dire essere servi di Dio, ubbidienti, che vogliono che lo Spirito del Signore li utilizzi. Questo vuol dire. Alleluia. Vuol dire che chi ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo riesce non con i propri mezzi, ma con l'aiuto che viene solo dal Signore a sottomettere, a far morire ogni giorno il proprio io e la propria carne. Alleluia. Alleluia, a far emergere la grazia che in Cristo Gesù si manifesta anche nel credente. Alleluia. Vogliamo adesso pregare il Signore? Chiediamo il battesimo nello Spirito Santo. Gloria a Gesù.